Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono le 12 puntuali come sempre, torniamo per raccontarvi i fatti principali della giornata. In primo piano, ormai lo sapete, c'è la cronaca che ci porta a parlare dell'ennesimo incidente stradale, purtroppo dall'esito drammatico, accaduto nella notte lungo la Lemagna, nel Bellunese, a perdere la vita una donna di 33 anni, c'è anche un ferito, ma ci racconta tutto in collegamento telefonico la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno Francesca. Le cause dell'incidente sono tutte da accertare, compresa la dinamica. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco, tuttavia, nella loro drammaticità rivelano la gravità dell'incidente in cui ha perso la vita una giovane mamma di 33 anni, Elisa De Paris di Faedi Longarone. Per lei non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. Ferite di media gravità per la conducente della seconda vettura, una donna residente in Alpago, coinvolta nello schianto accaduto una mezz'ora prima della mezzanotte di ieri sulla 51 di Alemagna all'altezza dello stabilimento Diab. Le squadre dei pompieri, del comando di Belluno e del distaccamento volontario di Longarone hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso che hanno richiesto l'interdizione totale del traffico per tutta la durata dell'intervento e queste operazioni si sono protratte fino alle prime ore della notte. Ai carabinieri invece il compito di ricostruire la dinamica alla luce dei rilievi di competenza. Elisa De Paris, diplomata all'IPSAR di Falcade, aveva lavorato in diversi locali rinomati del Cadore e ora era dipendente del Bar Bianco che Latte Busche ha aperto a Longarone. La giovane lascia 2 bambini in tenera età, rispettivamente di 4 e 8 anni. È tutto, Francesca, ti restituisco la linea. Anna, buon lavoro poi questa sera nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Tutti i dettagli su questo dramma della strada. E c'è un incubo poi che non si ferma, è quello delle spaccate, dei furti, delle rapine. Ci sarà un'ampia pagina dedicata a questo. E allora iniziamo da quanto accaduto nella Marca trevigiana. Una spaccata, non si sa se ci sia un collegamento, ce lo dirà il nostro Christian Arboit. E poi c'è un furgone rubato, abbandonato dai ladri in fuga dopo una serie di furti sui binari, furgone che viene travolto dal treno. Fortunatamente non ci sono feriti, dunque una tragedia sfiorata, ma facciamo il punto in diretta. Nicoletta Rizzetto con Christian Arboit. Buongiorno Christian. Buongiorno Francesca, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Una notte di autentica follia qui a ridosso della Feltrina. Siamo a Castagnole di Paese, all'esterno della Lipera, del centro commerciale. Questi gli effetti li possiamo già mostrare di questa notte. Uomini e mezzi che stanno ripristinando i luoghi della spaccata, perché è stata una spaccata in piena regola. Allora cerchiamo di ricostruire quanto accaduto. Nella prima parte della nottata c'è stato un furto da Martini, che è una ditta di costruzioni qui di Paese. Sono stati portati via dei furgoni, dei mezzi. Questi mezzi sono stati utilizzati poi per colpire qui al centro commerciale all'Iper per una spaccata, appunto. Il furgoncino, anzi un fiorino in retromarcia, è stato utilizzato proprio per sfondare, poi vi presento anche l'ospite. È stato usato per sfondare la vetrata, ecco, vedete sia l'esterno che l'interno. Quindi il furgoncino, questo fiorino utilizzato come rostro sostanzialmente, è entrato all'interno della galleria commerciale e poi è stata sfondata anche la vetrata della profumeria Naima. All'interno del negozio, ringrazio per la disponibilità i manager che ci danno l'autorizzazione, quindi possiamo entrare. All'interno di questo negozio sono stati asportati i profumi più costosi. Sono state portate via proprio le cassette che contenevano questi profumi chiaramente più
profumi di alta marca. Ecco, sono stati ripristinati in parte i luoghi, sono stati ripristinati, però appunto vedete anche dalle immagini che ci sono state messe a disposizione, gli scaffali all'inizio non solo erano nel caos, ma erano completamente vuoti. Ritorniamo qui via commerciale. Nicoletta, non so se puoi riprendere anche la telecamera. Quella telecamera ha immortalato le sequenze di questa nottata, quindi ha documentato attimo per attimo il colpo. Sono entrati in azione almeno 6-7 uomini con 3-4 mezzi. Alcuni di questi mezzi sono stati utilizzati anche per bloccare la Feltrina. Ebbene sì, la Feltrina a un certo punto questa notte è stata bloccata. Quando questi delinquenti si sono dati alla fuga, con un furgone in particolare, sono andati in direzione paese. Al passaggio a livello è successo qualcosa, perché il furgone alle 5 del mattino è entrato in collisione con un treno passeggeri fortunatamente vuoto, perché stava facendo un giro, diciamo così, a vuoto. Qui con me c'è Marco Bertuola, che è un residente, un appassionato di treni, che ha seguito la vicenda non solo da residente ma anche proprio da appassionato di treni. Marco. Esatto, allora mettiamola di manica. Allora, sì, allora nella notte verso l'una, adesso non so che cosa è successo, sono andati a rubare la ditta Martini. Poi successivamente sono partiti dalla ditta Martini paese verso il Castagnola, poi sono venuti al passaggio livello, quello praticamente non è proprio un passaggio livello, ma il passaggio livello quello a mano, privato, ecco, che si apre a mano solo col lucchetto. Hanno lasciato lì il furgone, poi sono diretti verso qua a rubare all'interno della profumeria della lì Castagnole. Hanno fatto razzia di profumi e poi verso le 5:30 è sopraggiunto il treno, che per fortuna era un invio materiale viaggiatori, cioè sarebbe un treno senza servizio viaggiatori, che andava a fare per dopo fare il 17279 Montebelluna Treviso, che parte alle 6:01 da Montebelluna e va a Treviso. E praticamente il macchinista ha visto all'improvviso un furgoncino di binari, ha cercato di frenare il più possibile per evitare il danno, ma purtroppo il danno è stato abbastanza molto. E lì c'è stata la collisione tra il treno e il furgone. Da lì, tassello dopo tassello, si è ricostruita una notte che possiamo definire di autentica follia. Esatto. Di conseguenza, il conseguente danno che è successo ha danneggiato il gancio automatico del treno e il vomere, che sarebbe praticamente sotto la motrice, e ha danneggiato pure anche un palo della trazione elettrica, che qualche giorno fa hanno fatto anche le corse prove per l'attivazione della trazione elettrica il 14 dicembre. I danni sono stati consistenti. Ecco, Marco, lo ripeto, non solo è un residente ma anche un appassionato, per questo conosce molto bene la tratta e le dinamiche, si è anche informato. Qui gli uomini gli operai continuano a lavorare, a ripristinare i danni di una notte veramente senza precedenti, perlomeno qui in quest'area. Ti posso anche dire che ci sono gli uomini, le forze dell'ordine in questo momento all'interno del centro commerciale per prendere visione, Francesca, dei frame della videosorveglianza, che potrebbero ritornare davvero utili. Sono momenti di indagini serratissime. Quindi, riepilogando, prima il furto da Martini, furgoni rubati. Questi furgoni sono stati utilizzati come degli arieti, in particolare un fiorino che poi è stato ritrovato qui nel piazzale, per entrare qui al centro commerciale e razziare la profumeria Naima. Poi sono scappati
sfoderati e appunto scappando un furgone rimasto sui binari. Da qui la collisione questa mattina alle 5:30. Quindi l'arco temporale di questa azione è di circa 3 ore. Per il momento è tutto, Francesca. Con Nicoletta Rizzetto da Castagnole di Paese, dalla Liper, ringraziando Marco Bertuola, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Marco, grazie a Nicoletta Rizzetto. Questa dunque è la ricostruzione di questa serata, notte di davvero follia, con un pericoloso abbandono del furgone sui binari, con quelle che potevano essere le conseguenze del tutto. E ci spostiamo con la cronaca a Padova, perché nel Padovano, con la Procura di Padova che ha aperto un'inchiesta per la morte dell'operaio travolto dalla terra in un cantiere di Ponte San Nicolò. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso di Nicola Pagan, l'operaio di 58 anni, morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere edile a Ponte San Nicolò. Se è morto a causa di un malore o per le lesioni interne provocate dallo schiacciamento del terreno che lo ha travolto, o se l'incidente e lo spavento gli abbiano provocato un infarto letale. Tutti aspetti che la Procura di Padova vuole accertare per far chiarezza sull'ennesimo infortunio sul lavoro. Per questo è stata aperta un'inchiesta per l'ipotesi di omicidio colposo. Nicola Pagan stava posando insieme ai colleghi i tubi per la conduttura del gas nel cantiere di via Primo Levi. Si trovava all'interno dello scavo a circa 2 metri di profondità quando all'improvviso è stato travolto da una grossa massa di terreno. Secondo le testimonianze dei colleghi raccolte dallo Spisal, il 58enne è sempre rimasto con la testa all'esterno. Sono passati alcuni minuti prima che spirasse. Quando i medici del SUEM e i vigili del fuoco sono arrivati, ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. La moglie Tamara, corsa sul luogo della tragedia ai carabinieri, ha detto che il marito era in salute e non aveva mai avuto problemi. Sotto shock e affranti anche i colleghi della ditta Romanato di Brugine. Il titolare, in lacrime, ricorda Nicola come un grande lavoratore, dall'animo gentile e disponibile. Dopo questa ennesima tragedia sul lavoro insorgono i sindacati. La CGIL il prossimo 12 dicembre torna in piazza. In Veneto è una carneficina. Come diciamo sempre, bisogna far di più, ma bisogna anche parlarne di più. Ci sono troppi silenzi attorno a questi morti sul lavoro, sapendo che non si parla solo di morti sul lavoro, ma famiglie nella disperazione. Noi pensiamo sia arrivato il momento di dire basta, di cambiare completamente il modello di sviluppo che purtroppo il nostro paese, legato tutto al consumismo e alla redditività del capitale, sta attuando. Noi il 12 di dicembre scendiamo in piazza anche per questi motivi. Va aumentata assolutamente la spesa per la sicurezza e i costi sulla sicurezza non possono essere barattati poi con un minor costo per le imprese. Ondata di furti nel territorio bassanese e marosticense, la gente ormai è esasperata. Ieri sera a Pianezza il sindaco ha pedinato una persona sospetta fino all'arrivo dei carabinieri. A Marostica intanto si lavora per far partire il controllo di vicinato. Tutto questo ce lo racconta la nostra Monica Smiderle in diretta insieme ad Andrea Benetti. Buongiorno anche al sindaco, buongiorno Monica. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, in questo momento ci troviamo a Marostica, con me c'è il sindaco Matteo Mozzo. Vi raccontiamo di questa ondata di furti davvero senza fine, forse senza precedenti qui nel territorio bassanese ma anche marosticense. Ci sono dei territori, dei comuni che sono particolarmente colpiti da questa ondata di furti: Tezze sul Brenta, Cassola, Bassano del Grappa, ma dei casi si sono verificati anche qui a Marostica, in quartiere San Benedetto. Ieri sera invece i ladri hanno agito a Pianezze, che è un comune proprio qui confinante con Marostica. Pensate che il sindaco, e questo ci racconta anche dell'esasperazione che c'è sia tra i primi cittadini ma anche tra i cittadini, i residenti, ha notato una persona sospetta, l'ha pedinata
tenuta fino all'arrivo dei carabinieri delle forze dell'ordine. Si tratta di uno straniero, pare senza documenti, ma sono in corso indagini da parte dei militari dell'Arma. Colpite almeno 2 abitazioni a Pianezze. Noi abbiamo avvicinato uno dei derubati, il signor Damiano Fantinelli, una persona particolarmente provata da quello che è accaduto ieri sera. Pensate che i ladri hanno girato intorno al letto in camera finché, mentre lui stava dormendo, non si sentiva bene, aveva la febbre, era a letto e i ladri erano dentro in camera con lui. Ma sentiamo il signor Damiano. Mi racconta che cosa è successo ieri sera? Niente, io ero a letto e la moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. Io ero sotto le coperte perché ero tutto... E avevo sentito uno entrare, dopo ripensandoci mi ha detto sarà la moglie che sarà venuta a vedere come stavo e tutto via del genere. Poi sono ritornati a casa e il cagnolino appena che è sceso dalla macchina è venuto su per le scale tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro. Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì. E li avete visti fuggire? No, troppo era buio. Abbiamo l'allarme, però è solo quando che siamo via. Come si sente oggi? Disastro, perché oggi è il mio giorno di riposo e sono qua che sto pulendo perché non si sa mai chi che è venuto dentro a casa. Quanta amarezza c'è? Tanta. È una ferita? Rabbia. Tanta rabbia. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, è la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentiti indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Hanno aperto la vetrata. Hanno fatto danni per fortuna agli infissi, però con un piede di porco l'hanno alzata e questa si apre. Sì. Quindi giravano in casa finché lei era a letto? Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori, neanche dentro, perché i carabinieri mi hanno spiegato se io non ci fossi stato a letto l'avrebbero rovesciato sopra il letto. Scusi, quindi sono entrati in camera finché lei era dentro, cioè li ha avuti a fianco? E sul mio posto non sono venuti sul mio comodino, che mi avevano visto che ero a letto, si vede, perché ero tutto sotto le coperte. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Per via altro non c'era, perché hanno visto computer, telefono, che il mio telefono era sopra il banco e avevo anche i 50 euro dentro sulla cover, però non li hanno visti. Voi non avete telecamere? No. Mio nipote qua sì, hanno visto un fascio di luce venire su da sotto. Più persone? Sì. Sì. Quindi sono saliti da quella casa lì? No, qui sotto. Ah, da sotto. Mi dispiace, lo fa un appello? Ha voglia di fare un appello a qualcuno? Non so cosa dire, non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati? Mi dispiace.
Dove siamo arrivati? Questo si chiede il signor Damiano. Abbiamo sentito le sue parole molto toccanti, anche il suo dolore unitamente alla rabbia. Vi abbiamo raccontato anche di un sindaco che è arrivato a pedinare una persona sospetta. Insomma, Matteo Mozzo, qual è la situazione anche qui nel Marosticense? Raccontiamo spesso nei nostri telegiornali di persone che hanno subito il furto in abitazione e raccontiamo di persone particolarmente sofferenti che si sentono molto indifese. Ma allora, innanzitutto buongiorno a tutti. La situazione è sicuramente di tensione, e di tensione non tanto forse per la sensazione di insicurezza sul territorio, perché comunque le forze dell'ordine sono presenti, anzi io li ringrazio della collaborazione che c'è sempre ed è costante. Il problema è poi a livello superiore, quando le persone prese vengono magari rilasciate perché la prima volta, ci sono le attenuanti e quindi c'è lo sconforto da parte dei cittadini in tutto quella che è l'istituzione, quindi penso sia il problema principale, al di là del furto di per sé, che è un atto deplorevole perché va a ledere proprio la privacy, l'intimità della persona e spesso dei più anziani. Ci sono delle difficoltà oggettive, ma ritengo che devono essere risolte proprio a un livello istituzionale molto alto. Voi sindaci come vi sentite in questo meccanismo? Noi siamo impotenti, al di là di mettere a disposizione videosorveglianza e collaborazione diretta possiamo ben poco. Anche a Marostica stiamo per partire col controllo di vicinato, abbiamo avviato tutte le procedure circa un anno fa, siamo alle ultime riunioni con i comitati di quartiere per poi avere la firma ufficiale con la prefettura. Non è un tempo troppo lungo, lei mi dice abbiamo iniziato un anno fa, una procedura di un anno per avviare i controlli di vicinato. Sì, perché non è semplice, allora tutte le procedure appunto sono delle procedure importanti e devono tutelare anche i segnalanti, quindi le cose devono essere fatte in modo molto oculato, non sono delle banali chat dove si fa semplicemente la segnalazione, sono delle attività propedeutiche da fare prima, durante e dopo, quindi per la garanzia di tutti ci vuole il tempo amministrativo necessario. Nonostante l'emergenza, sindaco? Nonostante l'emergenza, ma devo dire che comunque a Marostica quando siamo partiti era una situazione decisamente più rosea. L'anno scorso, a differenza di tanti comuni del territorio, noi non abbiamo subito particolari furti se non quelli in linea con quelle che sono le dinamiche di tutti gli anni, soprattutto in periodo natalizio, oltre ai tanti controlli che mettiamo in campo anche notturni in determinate aree del comune. Francesca, se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie Monica, grazie anche ad Andrea Benetti e grazie naturalmente anche al sindaco Mozzo, insomma significativa, toccante, ricca di significato l'intervista che è stata appena mandata in onda con questo signore. Il terrore e la disperazione nella sua voce, credo non abbia bisogno di ulteriori commenti. E continuiamo a parlare di colpi ai danni di abitazioni, ma anche di negozi, con quanto accaduto ieri all'interno del supermercato Ali di via Tre Garofani. Siamo a Padova, sono vissuti attimi di terrore quando un malvivente armato di coltello è entrato nel market minacciando un dipendente. Indagini in corso da parte dei carabinieri, ci racconta tutto Marta Zatta insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, nel tardo pomeriggio di ieri l'Ali supermercato che si trova alle mie spalle è stato preso di mira da parte di un malvivente che è entrato nel supermercato, si è abbassato il passamontagna e ha iniziato a minacciare con un coltello il dipendente in cassa per farsi dare tutti i soldi che aveva sotto mano. Tra l'altro pochi istanti prima era stato chiuso il registratore di cassa, quindi diciamo che il bottino è stato veramente misero per il malvivente. Si è scatenato ovviamente il panico all'interno del supermercato, ma fortunatamente non ci sono stati né feriti né tra i dipendenti né tra i clienti, che ovviamente erano tremendamente spaventati. Questo purtroppo è l'ultimo di una lunga serie di episodi a danno di appunto esercizi commerciali, di abitazioni. Tra l'altro anche l'altra sera a Noventa Padovana una casa era stata presa di mira da un altro gruppo di ladri, all'interno la madre con il figlio
figlio minorenne, che si sono ritrovati appunto davanti proprio queste persone che hanno cercato di derubarli. Anche in quel caso fortunatamente non ci sono stati feriti. Per quanto riguarda il supermercato, ora i carabinieri stanno indagando, hanno acquisito ovviamente le testimonianze dei dipendenti, dei clienti che erano lì in quel momento, e anche le telecamere, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si sa al momento chi sia il malvivente, ma dovrebbe essere una persona giovane, almeno dalla descrizione che è arrivata al momento. Quindi le indagini proseguono, noi ovviamente vi daremo tutti i dettagli. E per il momento da Padova, da via Tra Garofani, è tutto, a te la linea. Grazie davvero Marta. E da Padova andiamo a San Donà di Piave. La musica non cambia, qui furti nei negozi, all'interno delle auto in sosta, scassinate con un uncino e grimaldelli, denunciate dai carabinieri 4 persone. Ci racconta tutto Edi Caliman insieme ad Alberto Pivetta. Buongiorno Edi. Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo esattamente a San Donà di Piave, dove è stato appunto denunciato un 26enne di origine straniera, leggo, per furto aggravato continuato. Un furto perpetrato, infatti, quello all'interno delle autovetture, utilizzando un cacciavite per scassinarle. Non solo, è stata denunciata anche una 43enne e un 52enne per ricettazione, utilizzavano dei grimaldelli proprio per scassinare le auto, e poi una 23enne sempre italiana questa volta, per dei furti commessi all'interno di un negozio di abbigliamento e di un supermercato. Sono operazioni che fanno capo a un'operazione coordinata dei carabinieri di Noventa di Piave, San Donà, Meolo, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. A San Donà però il comune più colpito. Ci troviamo proprio con il sindaco Alberto Teso, che in mattinata ha sentito il comandante dei carabinieri. Ci sono insomma anche delle notizie approfondite rispetto a questi furti. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie della possibilità che ci date. Sì, ho sentito stamattina il capitano Nicola Zagaria, che è il comandante di compagnia. San Donà è una città grande di 42.000 abitanti e con i comuni vicinissimi arriviamo a superare i 70.000 abitanti, quindi è chiaro che fenomeni predatori purtroppo sono presenti e sono abbastanza diffusi. Dai dati che abbiamo noi il fenomeno è comunque in calo rilevante rispetto agli anni scorsi. C'è chiaramente la percezione della criminalità, però i dati in qualche maniera ci confortano. Chiediamo comunque di denunciare tutti i fatti, anche perché a livello statistico aiutano poi a prendere delle contromisure adeguate e avere anche forza per poter andare poi a discutere con prefettura e comando generale per chiedere quando abbiamo bisogno di rinforzi e situazioni di emergenza, insomma, come quella adesso che stiamo affrontando in vista del Natale. Esatto, quindi non solo furti in abitazione, ma qualsiasi tipo di effrazione, e anche la lotta allo spaccio di stupefacenti. È la sua volontà, quella proprio a ridosso anche delle festività natalizie, di coordinarsi anche con la polizia locale per effettuare maggiori controlli, soprattutto in orario serale. Sì, fin dal nostro insediamento, io sono sindaco da 2 anni e mezzo, abbiamo investito moltissimo sul potenziamento della polizia locale. Siamo passati da 25 a 29 agenti, 4 agenti in più non è poco, insomma, anche per il costo delle casse comunali. Abbiamo dotato gli agenti di taser, siamo il terzo comune, credo, nella provincia di Venezia ad avere il taser in dotazione agli agenti. Abbiamo oltre 150 telecamere intelligenti sul territorio che identificano targhe, visi, che ci consentono poi di andare a colpire con precisione i fatti successi e anche con finalità di dissuasione. 2 fatti eclatanti di quest'anno, un incendio doloso e un'aggressione, sono stati risolti grazie alle telecamere, perché con questa copertura abbiamo individuato subito, la nostra polizia locale e i carabinieri, gli autori, che sono stati subito individuati e arrestati. Sono soddisfatto di questo e anche dell'entrata in servizio di un nuovo agente speciale che abbiamo, che è Atom, il nostro cane antidroga, che è arrivato alla fine dell'estate. È un Labrador che è coccolissimo e gentilissimo, ma ha un fiuto che non perdona, e ci ha già consentito di identificare parecchi spacciatori che sono stati denunciati. Abbiamo fatto anche parecchie segnalazioni per l'acquisto, anche per uso individuale. Crediamo infatti che sia importante anche andare a segnalare chi compra lo stupefacente. Chiaramente non è reato penale, però ha delle conseguenze sul campo amministrativo comunque rilevante, e vogliamo dare un segnale che insomma non è che drogarsi sia una cosa completamente lecita, anzi.
Certo, Sindaco, insomma, forze dell'ordine presenti sul territorio, lei pure, possiamo rassicurare i cittadini che sostanzialmente quello che si può fare si sta facendo anche in vista appunto delle festività natalizie. Ringrazio il Sindaco e grazie Francesca, a te la linea. Grazie davvero Edi, grazie al Sindaco Teso per tutti questi aggiornamenti per contrastare questo fenomeno in continua crescita. Voltiamo pagina, sesso con uno sconosciuto sotto un ponte a Padova per i giudici, non fu stupro, la brutta vicenda è avvenuta alla vigilia di Natale di 6 anni fa, deluso per la sentenza l'avvocato della studentessa. A 6 anni da quella notte di Natale i giudici hanno stabilito che non ci fu violenza sessuale sotto il Ponte delle Navi a Padova ed è stato così assolto il 48enne tunisino con precedenti per spaccio che era accusato di aver stuprato una studentessa padovana che all'epoca aveva 21 anni. La ragazza, dopo una cena con gli amici la sera della vigilia di Natale in un locale del ghetto di Padova, si è svegliata seminuda la mattina del 25 dicembre sotto il ponte che collega via Eugania e via Vescovado. Accanto a lei uno sconosciuto che si era subito allontanato. Nessun ricordo di quanto accaduto nelle ore precedenti. La squadra mobile però, visionando le telecamere di sorveglianza, era risalita al 48enne tunisino già noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio. L'accusa aveva chiesto 7 anni di carcere per l'uomo dopo aver ricostruito la vicenda. Dall'analisi del cappello della ragazza erano emerse anche tracce di droga simile alla GBL, la droga dello stupro, ma per il collegio di giudici non c'erano prove certe di una violenza sessuale. Rammaricato l'avvocato che tutelava la studentessa, oggi 27enne, che insieme alla mamma si erano costituite parte civile nel processo. La ragazza aveva ricostruito il drammatico risveglio la mattina di Natale del 2019 con quell'uomo sopra di lei. Poi, ancora stordita, aveva raggiunto la bicicletta ed era tornata a casa. Dopo qualche giorno, ancora sotto shock, aveva raccontato ai genitori e aveva denunciato tutto alla polizia. Perquisizioni in corso da parte dei carabinieri del NAS anche nelle province di Padova, Treviso, Verona, Venezia e Vicenza. Una sessantina complessivamente le perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti, destinatari dei provvedimenti, persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. Ci spostiamo a Treviso con il delitto di via Castelmenardo. 4 dei 5 minorenni accusati della morte di Francesco Favaretto non andranno in carcere ma potranno usufruire della messa in prova. Udienza preliminare al Tribunale dei Minori per i 5 giovanissimi accusati di aver ucciso Francesco Favaretto il 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo a Treviso. 4 di loro eviteranno il carcere. Tutti hanno chiesto di ottenere la messa alla prova, insomma lavori socialmente utili. Il giudice ha incaricato i servizi sociali di redigere un programma strutturato che deve prevedere la permanenza in comunità dove già si trovano per almeno 3 anni. Inoltre dovranno partecipare a lavori socialmente utili, una parte di questi da svolgere all'interno della comunità e remunerati, così da poter risarcire anche in minima parte la mamma della vittima. Non solo, ma dovranno seguire un percorso psicologico ed educativo per comprendere il disvalore delle gravi azioni che hanno commesso. La posizione di una quinta minorenne è stata invece stralciata, almeno per ora. Il legale della ragazzina, difesa dall'avvocato Guido Galletti, ha contestato il capo di imputazione troppo generico. Il Tribunale di Venezia ha disposto con un'ordinanza molto complessa, dopo una lunga camera di consiglio, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la posizione della mia assistita, quindi è stata stralciata rispetto al procedimento e all'udienza nei confronti degli altri imputati che è proseguita. Una posizione ancora da accertare. Le indagini avevano verificato la insussistenza di elementi tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di concorso in omicidio volontario nei confronti del signor Favaretto, e quindi con una valutazione che va certamente anche oltre le problematiche che attenevano la genericità del capo di imputazione.
Un altro minorenne è stato già condannato ad 8 anni di reclusione per lo stesso efferato reato. In tutto sono 10 giovani coinvolti a vario titolo nell'omicidio volontario in concorso e rapina aggravata. I 4 maggiorenni sono stati già rinviati a giudizio nelle scorse ore. Francesco Favaretto quella sera era andato in centro con un'amica, poi ha incontrato il branco. È stato circondato, picchiato con calci e pugni, colpito con coltelli e frammenti di vetro e rapinato del suo zainetto e cellulare. Il 22enne era riuscito a rialzarsi, ma poi era crollato nuovamente a terra. Portato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere 11 giorni dopo nel reparto di rianimazione al Cafoncello. Restiamo in provincia di Treviso. In 7 lo scorso ottobre hanno aggredito, picchiato e rapinato un 27enne in un parco di Zero Branco. Dopo i primi 2 arresti, i carabinieri hanno individuato gli altri 5 responsabili sottoposti ad obbligo di dimora nei comuni di residenza Mogliano e Marconna. Attirato con una scusa nel parco Baden-Powell di Zero Branco ed aggredito con inaudita violenza da 7 ventenni che l'hanno preso a botte e dopo avergli rubato portafogli e telefono l'hanno costretto a tentare un prelievo in un bancomat poco distante. Vittima della violenta rapina lo scorso 23 ottobre un 27enne del posto di origine marocchina, protagonisti di quella che a tutti gli effetti si è rivelata essere una spedizione punitiva, verosimilmente per recuperare un presunto debito legato a stupefacenti. 7 ragazzi. Le urla del 27enne avevano allertato dei passanti che hanno chiamato i carabinieri subito arrivati sul posto. 2 degli aggressori sono stati identificati in flagranza di reato. Ora i carabinieri hanno identificato gli altri complici. Si tratta di 5 ventenni residenti tra Mogliano e Marconna. La particolarità dell'attività investigativa che ha brillantemente concluso la stazione di Zero Branco è caratterizzata dal fatto che all'interno dei telefoni dei 2 indagati sono state trovate delle chat, in particolare una dove l'aggressione era stata pianificata fino nei minimi particolari, e questo ci ha consentito di arrivare agli altri 5 giovani, nei confronti del quale il GIP, su richiesta della procura, ha emesso 5 provvedimenti di obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 07. Il 27enne aggredito è stato medicato al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di una decina di giorni. Alla fine i rapinatori non sono nemmeno riusciti a rubargli i soldi che volevano prelevarsi al bancomat. Per fortuna la vittima ha sbagliato il codice, quindi grazie a questo suo comportamento è riuscito a far sì che il reato non si consumasse in maniera completa, ed è riuscito anche attraverso le sue grida e la sua richiesta d'aiuto ad attirare l'attenzione dei carabinieri, che sono prontamente intervenuti. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Andiamo in provincia di Vicenza per un intervento dei Vigili del Fuoco per un principio di incendio in un appartamento invaso dal fumo. Siamo a Montebello Vicentino, fortunatamente non si registrano feriti. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 7:15 in un appartamento in via Pesa a Montebello Vicentino, che era stato appunto invaso dal fumo a causa di un principio di incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche il SUAM 118, ma non si è reso necessario nessun intervento da parte dei sanitari. Noi qui sul posto abbiamo sentito una delle residenti che ha dato dell'allarme proprio vedendo il fumo dalla strada. E niente, ho visto la finestra, una luce, pensavo fosse l'albero di Natale, non ho neanche fatto tanto bado. Poi ho guardato bene, ho visto che c'era una fiamma, una fiammata alta, ho detto questo qua non è un albero di Natale, e c'era del fumo che usciva fuori. E mi sono messa a suonare i campanelli appunto degli altri appartamenti per farli uscire, perché c'era il fumo che veniva fuori. E niente, e dopo abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco, sono venuti qua e hanno fatto quello di dovere, insomma. Comunque nessuno si è fatto male, fortunatamente? Nessuno si è fatto male, no. Tanta paura?
Quello sì, più che altro perché non sapevo neanche come muovermi. Io subito nel primo impatto così, la prima cosa che ho fatto è stato avvisare appunto i condomini e chiamare i vigili, perché chiamare i vigili, l'ho dato il telefono, ho detto alla mia amica che l'ho vista, tra l'altro proprio ne chiami i vigili perché non avevo neanche cellulare io, fatalità delle fatalità. Ecco, però insomma è andata così. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Motta di Livenza dove è in corso un'importante esercitazione, una cooperazione, la simulazione, diciamo così, di una cooperazione tra civili, mondo civile e mondo militare in un ipotetico scenario di guerra. Ci spiega tutto meglio il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Sì, vi spiego meglio, anzi per la verità ho il comandante del SIMIC qui di Motta di Livenza, Piero Furlan, e lo spiega meglio lui che cosa oggi, ma non solo oggi perché è un periodo dove state facendo questa esercitazione. Oggi siamo venuti a vedere, mi pare che la regia possa mandare in onda quelle immagini, le immagini abbiamo girato qualche minuto fa, cioè dei lagunari che sbarcano qui su Livenza. Comandante, cosa sta succedendo? È un'esercitazione molto importante, è un appuntamento annuale che si ripropone anche quest'anno e che riunisce tutti gli operatori di cooperazione civile e militare in ambito Alleanza Atlantica per trovare delle sinergie comuni da un punto di vista procedurale e della prassi proprio della cooperazione civile e militare, che non è nient'altro che la capacità di mettere in collegamento attori militari e attori civili all'interno di un quadro di situazione operativa. Ecco, perché ad esempio i lagunari sono scesi ma non è che poi abbiano attaccato il nemico, visto che ha cominciato a parlare con due persone civili che in questo caso simulavate erano? Sì, erano praticamente due responsabili di una diga che qua è sita sul fiume Livenza, e lo sviluppo delle attività passa, come ha detto bene lei, attraverso l'utilizzo della parola. L'arma principale che utilizza l'operatore di cooperazione civile e militare è il dialogo, è la negoziazione e la mediazione, e in questo contesto viene utilizzata per comprendere qual è lo stato dell'infrastruttura critica che è rappresentato dalla diga, per cui i nostri operatori hanno anche una capacità di valutazione per riportare ai comandanti operativi sul terreno quella che è la situazione del momento. Ecco perché ricordiamo, il SIMIC in realtà è una sorta di lente di ingrandimento di uno scenario per permettere poi a chi deve agire all'interno di questo scenario di poter agire nelle maniere migliori sia per la parte militare ma anche per salvare la parte civile, giusto? Sì, ha detto bene. Ho detto bene, ho imparato la lezione. Ha detto benissimo, perfetto, quindi vedo che i concetti sono passati nella maniera opportuna. La capacità grossa che abbiamo noi è di far dialogare l'entità militare con l'entità civile, e soprattutto è importante perché nella complessità delle sfide moderne della sicurezza e della difesa globali non si può agire da soli, non c'è solo forza militare che può sistemare le cose, ma c'è una compresenza di sinergie tra civili e militari che vanno ad aggiustare i problemi che ci si presentano di fronte. Voi siete già in altri scenari di guerra dove appunto la presenza civile e militare deve dialogare, mi viene in mente Kosovo e altre zone dove i vostri uomini sono presenti. Sì, più che di guerra le definirei operazioni di pace internazionali, sono le operazioni classiche, abbiamo presenza nei Balcani da molto tempo, abbiamo presenza anche in Libano, ma anche in altri paesi importanti come il Niger per esempio, dove l'Italia comunque rimane una guida per tutta la parte di cooperazione civile e militare ed è l'unico paese occidentale presente, per cui portiamo il nostro modus operandi, le nostre procedure e siamo molto apprezzati e ce lo riscontrano i paesi anche grazie alla partecipazione a questa esercitazione di 20 nazioni. Esatto, perché oggi girando per i vari gruppi operativi abbiamo visto che ci sono spagnoli, portoghesi, cioè veramente la forza, potremmo dire, non solo NATO. Sì, c'è gran parte dell'Alleanza Atlantica qui perché questo è un forum appunto per discutere di procedure, per cercare una standardizzazione e un'integrazione degli assetti. C'è un'integrazione anche più allargata perché appunto andiamo ad operare all'interno di contesti come quello che avete visto nelle immagini con i lagunari, piuttosto che con gli elicotteri, piuttosto che utilizzando dei droni, sempre in favore di quella che è la valutazione dell'ambiente civile. L'obiettivo grosso è parlare la stessa lingua, perché la stessa lingua ci porterà sicuramente a coordinarci meglio e a evitare la duplicazione di sforzi. Quindi sempre più integrazione all'interno della NATO e non solo. Sì, sempre più integrazione all'interno della NATO che dà forza all'alleanza, è un'alleanza particolarmente importante che ricordo ha carattere difensivo ed è però
quello che contraddistingue la difesa moderna, con procedure particolarmente votate alla tecnologia, alle nuove tecnologie, anche intelligenza artificiale, che è un po' il fiore all'occhiello poi ultimamente degli ultimi anni dello sviluppo degli studi che stiamo facendo. Grazie comandante, a te Francesca la linea. E al comandante, grazie anche per queste immagini molto significative che rendono l'idea di quello che sta succedendo in questi giorni a Motta di Livenza. Continuiamo, o meglio, torniamo alla cronaca con un episodio di violenza nel piazzale delle Corriere a Thiene, protagonisti un gruppo di ragazzini. Sono le 8:18, l'autista di un autobus privato lancia l'allarme al comando di polizia locale di Thiene. Nel parcheggio delle Corriere, racconta, un gruppo di ragazzi sta importunando un uomo, strattonandolo e prendendolo in giro. Poi la vittima riesce a salire su un autobus e a sfuggire. Un episodio che ha destato sorpresa, ma che merita alcuni chiarimenti anche per chi continua a intervenire senza conoscere i fatti con l'unico scopo di strumentalizzare la cronaca. E come ogni mattina la pattuglia di pronto intervento stava controllando la zona della stazione dei bus. Gli agenti, quindi allertati, sono così arrivati in pochi minuti alla stazione. Dalla testimonianza sembrerebbe emergere la presenza di un solito gruppetto, ma ad oggi non risultano riscontri oggettivi, anche perché nella zona sono numerosi i gruppi che si formano ogni mattina. Gli agenti hanno così raccolto la testimonianza dell'autista e avviato gli accertamenti anche con l'aiuto delle immagini di videosorveglianza. Una cosa però è sicura: questa amministrazione non tollera alcuna forma di violenza. Siamo già al lavoro con scuole e forze dell'ordine per prevenire episodi simili e per promuovere una cultura del rispetto. La sicurezza non si improvvisa. E il sindaco, dopo un episodio di aggressione del 13 novembre, aveva già inviato a tutte le scuole una lettera aperta da leggere in classe per educare alla cultura del rispetto, con iniziative e progetti rivolti ai ragazzi, ma anche a insegnanti e famiglie. Tragedia sfiorata ieri mattina a Mestre. Un 80enne di Marghera stava per salire sul tram quando le porte si sono chiuse lasciandola a terra, mentre il carrello che portava con sé è rimasto bloccato all'interno. Questa mattina sono andata a Mestre con il carretto, prendo il tram per essere più sicura. Alla fermata di Padri Cappuccini, -5 a mezzogiorno, è passato il tram. A quel punto la signora, 80enne di Marghera, ha cercato di salire sul mezzo col suo carrello, ma quella che doveva essere una semplice manovra si è trasformata in un incubo, sfiorando la tragedia. C'era gente, sono saliti e io sono rimasta a metà porta. Avevo il carretto mi è entrato dentro e io sono rimasta fuori. Ho rischiato di essere stata strascinata dal tram perché avevo il braccio bloccato. Ho pestato, ho gridato, il carretto mi è rimasto dentro del tram e io sono rimasta come una scema senza documenti. Ho pagato 1 anno di abbonamento. Avevo il telefono dentro al carretto, avevo la spesa, sono rimasta come una cretina. Mentre il tram partiva col carrello della signora, lei è rimasta alla fermata in preda a una crisi di pianto ma anche di rabbia. Ho 80 anni, prendo il tram per essere più sicura e questo è successo stamattina. Io mi chiedo, non c'è nessuno da chiedere dentro. Dove andiamo noi a protestare? È impossibile con la CTV a parlare. Dove andiamo? Io ho rischiato di essere buttata per terra. Ho 80 anni. È una vergogna. Poco dopo, una ragazza che era a bordo del tram è scesa alla fermata successiva per tornare indietro e riportare il carrello alla signora Daniela, ancora molto scossa per l'accaduto. Restiamo a Mestre con un'altra tragedia sfiorata, pedone miracolato nei pressi della stazione dei treni dopo essere scampato all'impatto di un'auto fuori controllo. L'episodio è accaduto in via Trento, una laterale di via Piave.
Pedone miracolata in via Trento, laterale di via Piave, vicino alla stazione a Mestre. Lunedì 1 dicembre sono da poco trascorse le 8:30 del mattino, quando, immediatamente dopo il passaggio del pedone, questa panda bianca improvvisamente impazzisce. Completamente fuori controllo, forse a causa dell'intensa pioggia, esce violentemente dalla carreggiata, invadendo quella opposta e terminando la folle, seppur breve corsa, centrando in pieno prima il palo della segnaletica, poi il grosso sostegno metallico che per il forte colpo cade come un birillo insieme all'insegna della vecchia pensione Trento, crollato addosso alla panda, fermata poco prima da una delle panchine in cemento. La donna, passata pochissimi secondi prima dell'incidente, rimasta incredibilmente illesa insieme al conducente della panda. Voltiamo pagina. Dopo il via libera per accedere al suicidio assistito in Svizzera, Roberto, gravemente malato, chiede di poter porre fine alle sue sofferenze nella propria abitazione. Assistito dall'associazione Coscioni, attende ora la nuova relazione dell'ASL. Si è acceso per me il semaforo verde vicino a Zurigo, voglio però ottenerlo anche qui, voglio andarmene sereno in casa mia. Queste le parole di Roberto, 67enne che vive in Veneto e da anni convive con un glioma diffuso, diagnosticato nel 2006. Il tumore, cresciuto lentamente, oggi gli provoca fino a 20 crisi epilettiche quotidiane e gravi problemi nel camminare, tra dolori intensi e perdita di equilibrio. Sentendo di non poter più sostenere una condizione che considera priva di dignità, nell'ottobre del 2024 Roberto ha chiesto alla sua ASL di verificare se possiede i requisiti per il suicidio medicalmente assistito. L'azienda sanitaria ha nominato una commissione nel dicembre 2024, ma da allora il nulla. A marzo 2025, dopo 5 mesi senza risposte, ha inviato una diffida all'ASL, denunciando che l'attesa sta aggravando le sue sofferenze e limitando il suo diritto a decidere sul proprio percorso di fine vita. Nel frattempo è arrivato il via libera per suicidio medicalmente assistito in Svizzera, ma il desiderio di Roberto è di averlo in casa sua. In questo momento il signor Roberto si sta sottoponendo a nuove verifiche. Attendiamo quindi la relazione da parte della commissione medica dell'azienda sanitaria e se dovesse essere nuovamente negativa perché non riconoscono trattamenti di sostegno vitale, siamo pronti a difendere il diritto all'autodeterminazione di Roberto anche nei tribunali. Roberto vuole evitare lo scenario peggiore, perdere ogni capacità cognitiva e di conseguenza l'occasione di scegliere. Far diventare migliore il nostro paese renderà più gradevole il mio andarmene. Ci fermiamo ancora per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Rieccoci in diretta, sono in compagnia di Roberto Volpe, presidente URIPA, che è l'Unione Regionale degli Istituti per Anziani della Regione Veneto. Grazie Presidente per essere con noi e ben trovato. Grazie a voi dell'invito e saluto telespettatrici e telespettatori. Allora, iniziamo da alcuni dati che inquadrano poi quello che è il ruolo che sappiamo essere già fondamentale delle RSA. Dati che ci ha fornito il Presidente Volpe sono 375.000, forse qualcuno di più, 382.000, oltre 382.000 gli anziani ultra ottantenni in Veneto. Nel 2050 il numero raddoppierà. Arriverà ad essere oltre 670.000, quindi dobbiamo, per aiutare a non dare numeri ma a fotografare la situazione, dovete immaginare che nel 2050 tutte le città di Verona, di Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultra ottantenni, con una percentuale di anziani soli superiore al 65%. Ecco, ed è questo forse il dato ancora più significativo, cioè anziani soli, anziani che non avranno quindi un'assistenza familiare e che giocoforza dovranno, nel momento in cui sarà necessario, non riusciranno più a vivere da soli, affidarsi a delle strutture. Sì, se facciamo questa fotografia proprio per dare la dimensione dell'emergenza, che secondo me oggi
è talmente tardi per dare una soluzione, forse riusciremo un po' a frenare questo tsunami, ma sarà uno tsunami economico e sociale di questo paese. Se rapportiamo i dati al paese, oggi siamo 4.800.000 ultraottantenni, nel 2050 saranno poco meno di 8 milioni, quindi se rapportiamo i dati di prima a livello nazionale, immaginate che oggi Roma, Milano e Torino siano 3 città abitate da ultraottantenni. Nel 2050 sono Milano, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. Quindi immaginatevi che tutte queste città siano abitate da ultraottantenni. Quindi è evidente che, perché cito il dato degli ultraottantenni? Perché è la popolazione più a rischio di non autosufficienza. L'età media nelle 347 strutture oggi del Veneto, che accolgono circa 33.700 ospiti, l'età media della non autosufficienza, l'età media degli ospiti accolti e quindi delle condizioni di maggior non autosufficienza è tra gli 83 e gli 85 anni, quindi quella è la popolazione. Teniamo conto che c'è una percentuale di non autosufficienza, seppur minore, che è anche dagli over 75. Lei ha parlato di emergenza. No, siamo ben oltre l'emergenza, perché il combinato disposto di questa situazione ci troveremo a vivere da qui al 2050, dove non dobbiamo commettere l'errore di parlare oggi e di proiettarci al 2050, ma il problema sarà, immaginate una scala che ogni anno questi numeri aumenteranno di anno in anno, quindi avremo perché lo definisco uno tsunami? Perché il combinato disposto di questa situazione avviene in che situazione? In una totale carenza e assenza di caregiver, perché abbiamo visto prima, l'ha detto benissimo lei, questa è una popolazione, sono i boomer, il 65% sono soli, quindi non hanno la fortuna degli anziani di oggi che hanno un supporto familiare. Sarà un peso devastante nei confronti delle donne. Si parla di violenza sulle donne, guardate che questa è una forma di violenza che condanneremo le donne a dover essere quelle che ci saranno a dover vivere nella condizione di assistere i propri cari per laddove ci saranno. Il secondo aspetto, siamo in totale assenza di risorse umane, quindi di personale, per dare assistenza sia nelle residenze che a livello domiciliare. Questi saranno anziani che hanno un potere d'acquisto sicuramente inferiore rispetto ad oggi, perché saranno anziani che vanno in pensione col metodo contributivo e non retributivo. Quindi una situazione economica anche del Paese dove è evidente che le risorse saranno inferiori, perché comunque quando la popolazione anziana in quegli anni supererà di gran lunga i nati, e sappiamo qual è oggi il limite economico di questo Paese nella forza lavoro e anche nella produzione di economia, quindi è sostanzialmente una tempesta perfetta che sapevamo. Il problema è che la cosa che io sempre mi chiedo è perché rispetto a queste cose, che tra l'altro io non sono nessuno, ma dico da 10 anni, sembrano emergere oggi e siamo in straordinario ritardo. Pensiamo che oggi ci sono 10.000 anziani in lista d'attesa nella nostra regione per un posto letto in una struttura per anziani. Voi immaginate, intanto non si parla mai della lista d'attesa della RSA, ma si parla della lista d'attesa in sanità. Essere in lista d'attesa per una struttura per anziani, magari avendo a casa un familiare che ha disturbi del comportamento, non è la stessa cosa che essere in lista d'attesa per essere operati la cataratta. La prima, quella di avere un familiare a casa in condizione di non autosufficienza e con disturbi del comportamento, vuol dire paralizzare una famiglia, vuol dire uccidere una famiglia, vuol dire condannare una famiglia a qualsiasi privazione, perché H24 assistere una persona anziana in quelle condizioni non dico che è impossibile, ma è assolutamente impegnativo e difficile. Quindi rispetto a tutto questo quali sono le soluzioni? Io non ho una soluzione, io so solo che abbiamo 10.000 anziani in lista d'attesa, ci mancano oggi sul mercato del lavoro almeno 3.000 operatori sociosanitari. Dico un paradosso: se domani mattina Bezos dovesse tornare nella nostra regione e venire a dire io vi regalo 100 strutture da 100 posti letto, noi dovremmo dirgli che la ringraziamo, lei è una persona di buon cuore, però se le tenga perché noi non abbiamo 7.000 operatori da mettere all'interno dell'organico per far funzionare queste strutture.
Quindi ci sono una serie di problematiche che lei ha elencato, che descrivono poi, che giustificano il suo termine tsunami, tempesta perfetta. Partiamo dalla mancanza di personale, cioè anche se ci fossero le strutture, anche se ci fossero degli anziani che economicamente possono sostenere, non ci sarebbe chi li può seguire. Ha centrato perfettamente il problema. Oggi ho forzato un po' l'esempio, oggi il vero problema è che noi potremmo essere coperti di risorse economiche, ma non sapremo come spenderle perché non abbiamo la forza lavoro. E questo è figlio di quella che è la glaciazione demografica che sapevamo. Oggi mancano operatori sociosanitari, sì, ma mancano tutte le altre figure nel mondo del lavoro. Mancano, posso pensare, sentiamo quanto il mondo dell'industria e dell'artigianato si lamenti, pensiamo quanto. E noi anche su questo non stiamo facendo nessuna forma di educazione. Oggi è tempo di dire ai ragazzi giovani che questi sono mestieri che vi sarà un bisogno altissimo anche in termini retributivi, saranno lavori che verranno sicuramente valorizzati più di quello di oggi, che oggi è anche da dire che le retribuzioni dei nostri ragazzi sono totalmente inadeguate per il lavoro che fanno, tanto per essere precisi, anche se non fa retorica, ma non stiamo educando i ragazzi giovani a pensare che questo è comunque un lavoro importante, dignitoso e che sarà economicamente pagato. Non stiamo spiegando ai ragazzi che l'intelligenza artificiale brucerà i tradizionali posti di lavoro che c'erano per il passato, quindi non ci sarà bisogno di tutti gli architetti di ieri, non ci sarà bisogno di tutti gli avvocati di ieri, non ci sarà bisogno di tutte quelle professioni che l'intelligenza artificiale andava e via risolvendo, ma non stiamo dando questo messaggio ai giovani. Voi pensate che noi siamo un paese che non ha un liceo sociosanitario? Io ho scritto e chiesto 20 anni fa che venga istituito il liceo sociosanitario. Voi pensate quante generazioni di ragazzi abbiamo perso e che non abbiamo incanalato nell'ambito sociosanitario? Non gli abbiamo dato un'offerta formativa in ambito sociosanitario subito dopo le scuole medie. Licei che ci sono in tutti i paesi, anche meno considerati del nostro paese, motivo per il quale oggi la soluzione, una parziale soluzione, è quella del mercato, dei mercati fuori dai confini italiani, e devo dire che ci sono dei mercati di lavoro, ad esempio i paesi del Sud America, che sono dei mercati assolutamente importanti. Io nella struttura della Fondazione Marzotto di Valdagno abbiamo già 15 ragazze e ragazzi che vengono dal Brasile, giovani, preparatissimi, perché lì non fanno un corso di 1000 ore, fanno un biennio di scuola dopo i 5 anni di scuola superiore, quindi preparatissimi, si inseriscono nel nostro tessuto sociale in pochissimo tempo, sono di quarta, quinta generazione legati all'Italia, sono giovani, vengono qui come scelta di vita perché hanno scelto di uscire dal loro paese, e quindi quello è un potenziale mercato a cui guardare. Io dico oggi, partirò a gennaio per un tour in Brasile di 8 giorni nell'entroterra brasiliano, proprio perché bisogna poi andare ad attingere in territori dove c'è una sorta di maggiore attenzione al fatto di spostarsi, non deve andare nel Brasile che viene raccontato dai tour operator. E quindi vado a fare questo tour e speriamo, abbiamo già fissato 11 appuntamenti sulle scuole, su altrettante scuole che hanno numeri anche importanti, perché quello è un mercato. Anche qui mi permetto di dire, non dovrei essere io a fare queste cose, dovrebbero essere cose che fanno le istituzioni, però io vengo dalla città degli Alpini e nella città degli Alpini si dice che in mancanza del cavallo trotta anche il musso, per cui si fa. Si fa. Ad oggi quante figure professionali mancano nelle RSA? Oggi mancano nel nostro, solo per il fabbisogno dell'RSA mancano almeno 3.000 operatori in Veneto. Facciamo un ragionamento diverso, Presidente. Partiamo dal fatto che questo personale c'è, però le strutture ci sono, però ci sono anziani che economicamente non riescono a far fronte alle spese, non hanno famiglie alle spalle che possono coprire le spese. Come sopravvive una RSA in questo scenario? Allora, anzitutto sposterei l'attenzione su quella persona che ha bisogno. Allora,
Gli anziani che stiamo oggi assistendo hanno ancora condizioni pensionistiche, io vedo abbastanza che riescono a reggere l'impatto delle reti e delle strutture. Nel tempo ci sarà sempre più bisogno dell'aumento dell'intervento pubblico. Io guardo, in questa campagna elettorale sono stato molto in silenzio, ho preferito ascoltare e ho visto che sostanzialmente dai candidati presidenti ai candidati consiglieri tutti hanno cominciato a parlare di questo tema mettendolo all'attenzione. Devo riconoscere, ho apprezzato molto che il nuovo presidente il primo giorno sia andato in una struttura per anziani, questo va riconosciuto. Adesso dovremo cercare di dialogare anche per mettere attenzione al problema. C'è un problema anche di burocrazia, perché guardate che allora, noi siamo sempre pronti a chiedere di più. Io vorrei spostare anche il tema, dire fateci risparmiare, perché un risparmio è come un contributo. Dobbiamo togliere questa burocrazia che ci devasta. Noi abbiamo qualche euro al giorno, e guardate che non è poca cosa dire qualche euro al giorno di retta, che è il costo della burocrazia schizofrenica di questo paese, mi permetto di dire anche degli uffici regionali per molti aspetti. Quindi questo è un primo aspetto. Secondo, adesso vedremo la politica se avrà, se gli impegni presi. Guardi, io le dico, adesso è Natale, ma noi come tutti gli anni torneremo di moda tra gennaio e febbraio, glielo anticipo, perché gennaio e febbraio sono i 2 mesi in cui i consigli di amministrazione approvano il bilancio di previsione e comunicano le rette. Quindi noi, come ogni anno, tra gennaio e febbraio vedrete la popolarità delle strutture in termini di rete, poi da marzo, finita, noi torniamo al buio, cioè noi torniamo nell'ombra del sistema. Però è così, noi oggi gli aumenti, ci aspettiamo molta attenzione da parte dei consigli di amministrazione delle nostre strutture, però un minimo di aumento ci sarà, ma li vedete, gli aumenti ci saranno perché il costo della vita, noi alla fine siamo una famiglia grandissima che consuma quello che si consuma a casa, per noi il carrello della spesa non è diverso. Se voi andate a vedere i costi che noi schizofrenici che ci troviamo, noi dobbiamo regolare i menù che giornalmente somministriamo agli ospiti in base al mercato, perché tu non puoi neanche programmare, trovi il mercato schizofrenico e in questa situazione tra l'altro geopolitica è ancora più difficile. Oggi nessuno di noi è in grado di stimare quali saranno i costi dell'energia per l'anno prossimo, ci speriamo. Quindi è possibile fare una stima adesso senza creare preoccupazioni di quelli che potrebbero essere gli aumenti? Ma io credo che il range, con tutte le oculatezze dei bravi amministratori che ci sono nelle nostre strutture, io credo che ci aggireremo tra l'1 e il 3% di aumenti, che sembra poco, sembra molto, però potranno essere l'1,50 €, i 2 euro, qualcuno riuscirà a non fare perché non aumenterà, perché non mette in bilancio di fare niente. Dopo tenete conto che in questa situazione di carenza anche del personale abbiamo bisogno anche di rispettare quelli che sono gli accordi giustissimi, gli accordi che arriveranno per i rinnovi contrattuali, perché si dice è giusto pagarli di più, e oggi è ISO risorse della regione e noi questo possiamo fare. Adesso la regione, il nuovo consiglio regionale, la nuova giunta si insedieranno, spero che avremo possibilità di confrontarci, ma il bilancio del 2026 è in esercizio provvisorio, quindi vedremo come andrà. Però guardate, non è l'euro, non sono i 2 euro, che sì, sono problemi che giustamente guai non parlarne oggi. Il dramma, torniamo a quei 10.000 che sono in lista d'attesa. Cioè, il tema è quello dei 10.000 in lista d'attesa, ma soprattutto il tema è come riusciremo a reggere noi RSA se non abbiamo personale. E poi questo è il dramma, cioè, rischieremo di dover chiudere reparti se continua così, se non riusciamo a garantire flussi migratori, e anche qui è paradossale, il nostro paese non ci permette oggi di portare questi ragazzi dall'estero, dobbiamo fare dei giri, inventarci che vengono a fare tirocinio per 3 mesi rispetto a un problema reale che è quello, abbiamo bisogno
di portare persone, ed è il tema dell'immigrazione guidata. Questo è un paese che non ha bisogno di immigrazione selvaggia, ha bisogno di immigrazione guidata. Ci sono dei ragazzi e delle ragazze bravissime che vengono da paesi a noi molto vicini per cultura, anche l'aspetto religioso ha il suo peso, mi permetta, perché questo siamo come paese. È inutile che andiamo a cercare in altri mercati. Per esempio il mercato dell'Africa è un mercato che non ha le sensibilità sociali e sociosanitarie di cui abbiamo bisogno. I paesi sudamericani, Brasile, Venezuela, un po' meno l'Argentina, però sono paesi che ho visto in tanti anni di esperienza, l'inserimento di queste persone nel tessuto sociale è velocissimo, anche in termini di lingua. Vedo che molti stanno investendo sugli indiani, va benissimo, vengono dal Kerala, che è una parte di territorio dove c'è ad esempio lì il 90% della popolazione cattolica, però una ragazza indiana ci mette anni per imparare italiano, soprattutto a leggerlo e a scriverlo, e fa anche molta più fatica a inserirsi nel tessuto sociale, nelle nostre comunità. Poi guardate, questi vengono nel nostro paese, creano ricchezza, fanno sicuramente più figli. Io ho l'esperienza a Valdagno, su 15 tra ragazze e ragazze brasiliani e altri 6-7 ragazzi albanesi, hanno fatto tutti i casi, hanno fatto 5 figli, di questo contingente, hanno fatto 5 figli, quindi dobbiamo rompere anche determinati muri ideologici rispetto al fatto che parlare di immigrazione porti a perdere consenso politico o altro. Affrontiamola, è un'immigrazione guidata. Noi quanti dei nostri nonni hanno migrato? Pensiamo di governarla questa, di fare accordi che siano importanti in aree territoriali dove non andiamo a togliere niente, ci bisogna anche avere grande rispetto degli altri territori. Ad esempio, quello che dicevo io nel Brasile, c'è una sovrapproduzione di questo livello di professioni, poi un giorno si fermerà anche per loro, avranno bisogno, però vedo che c'è una grossa disponibilità. Quindi quei 10.000 anziani in lista d'attesa lo sono perché manca il personale, non perché mancano le strutture, i posti letto? Questi sono in lista d'attesa perché non c'è posto all'interno delle nostre quindi strutture. C'è una saturazione anche a livello Noi siamo, il tasso di occupazione nostro è del 99,9% oggi nelle strutture. E quindi servono anche nuove strutture? Sì, ma torniamo al discorso di prima. Allora, io posso è un cane che si morde la coda. Dopo, tenga conto che questo è un paese, io lo continuo a dire, ma è drammatico che questo paese, che ha avuto grandi risorse nel PNRR, il secondo paese più vecchio al mondo, nel PNRR non ci sia un centesimo per le strutture per anziani. Cioè col PNRR sono stati finanziati i campi da padel, mi pare di aver letto, correggetemi se sbaglio, che addirittura credo proprio nel Trevigiano stia facendo un gattile, si chiama gattile? Un ricovero il canile per i gatti. Bene, certo. Ecco, cioè non c'è un centesimo, e lei e nessuno di noi ha sentito nessuno alzarsi a protestare. Cioè io non ho sentito un governatore di regione dire al governo: attenzione, ricordatevi che siamo il secondo paese più vecchio al mondo, abbiamo bisogno di RSA, stiamo delegando il privato a fare strutture. Attenzione, se è vero che in sanità le tariffe, cioè che io vada a farmi una visita all'ospedale di Treviso o un ambulatorio privato convenzionato, sempre questo costa. Attenzione alle strutture private di cui tutti stanno andando alla rincorsa, perché quel tipo di soggetto privato nella retta dovrà mettere l'utile d'impresa e l'ammortamento del bene. E rispetto alla domanda che verrà avanti, io dico anche ai sindaci: vi rendete conto a cosa andate incontro con una popolazione anziana che avrà bisogno di strutture, di ricovero, di essere accolti in strutture che a quel punto, sotto il profilo del mercato, vi chiederanno quello che vogliono. Per quello io ho sempre sostenuto che nell'ambito sociosanitario ci fosse intervento pubblico, proprio in previsione di un investimento, di non far ricadere nella popolazione che poi usufruirà dei servizi e anche nelle amministrazioni locali questi costi. Quindi qui è andato tutto male, ma che di peggio non poteva andare. Sembra il disegno diabolico di qualcuno nei confronti di questo mondo. È pur vero che durante il Covid le strutture per anziani sono diventate il mostro rispetto a quella che era l'immagine che ne usciva. Io ricordo le dichiarazioni di Monsignor Paglia,
del ministro Speranza. Le dico un aneddoto. Durante il periodo Covid l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto 60 circolari sulle RSA. Da quando è finita l'emergenza Covid, l'Istituto Superiore della Sanità neanche questi dati elementari che abbiamo citato noi li ha presi in considerazione. Noi siamo anche spariti per l'Istituto Superiore di Sanità. Però siamo un piccolo argine rispetto a quello che sarà questo andamento del nostro Paese. Cioè, veramente tanti mi dicono sei pessimista, sono realista e non ho una soluzione. Qual è? Intanto di mettere in atto, ad esempio, politiche di invecchiamento attivo per ritardare il più possibile che questa popolazione arrivi a una condizione di non autosufficienza in modo improprio. Tradotto, un anziano al quarto piano di un palazzo senza ascensore che vive da solo, rispetto allo stesso anziano che vive al piano terra. Tra il primo e il secondo c'è una differenza abissale. Qui dobbiamo fare politiche di invecchiamento attivo per portare anche queste persone che vanno in quiescenza, portarle fuori di casa. Dobbiamo rovesciare lo schema, dobbiamo combattere l'ageismo. Oggi parlare di anziani è sempre in termini negativi. E se noi usiamo il termine ageismo, molti che ci stanno ascoltando adesso andranno a vedere sul telefonino cosa vuol dire, ed è il male di questo Paese. È l'ageismo che ci ha portato a questa situazione, cioè a far sì che l'anziano sia comunque un qualcosa che nel suo insieme rappresenta un fatto negativo. Dobbiamo ritornare a saldare le generazioni per quanto possibile. Quindi a un problema non c'è mai una soluzione, ce ne sono molti, però se vogliamo almeno arginare questa onda d'urto, dobbiamo iniziare anche a parlare di invecchiamento attivo, di occuparci di chi potenzialmente potrebbe essere di venire in condizioni di non autosufficienza perché siamo stati carenti alla fonte. Quindi ce ne sono tantissime cose da fare. Il problema è mettere nel primo, secondo, non lo so, dentro in questa benedetta agenda politica della Regione e non meno dello Stato, mettere il tema anziani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. Noi non abbiamo un ministero per gli anziani, abbiamo un ministero per le disabilità e abbiamo visto nel bene o nel male cosa vuol dire avere un ministro e un ministero per la disabilità. Io quando nel mio piccolo vado a Roma per problemi, a volte è il Ministero della Salute, a volte è il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero del lavoro, cioè non sai da chi andare, almeno un'unica entità che faccia raccordo dei problemi. E poi guardiamo, il ministro della disabilità non ha portafoglio, però ha raccordato tutte le problematiche e sono uscite norme, leggi, abbiamo visto anche ieri un po' la polemica sui caregiver, però intanto i problemi vengono messi all'attenzione. Poi sappiamo le leggi sono contenitori, magari in partenza. È il secondo paese più vecchio al mondo, non ha un referente per gli anziani. Ma attenzione, non c'è un comune che ha un assessorato che dica questo è assessorato ai servizi sociali. Ma non c'è un comune che dica io creo un assessorato che rappresenti il tema anziani. Perché abbiamo visto il tema anziani non è solo la nicchia della non autosufficienza, è una fetta di paese che sta invecchiando, cioè stiamo parlando che dal 16 al 18% della popolazione di questo paese nel 2050 è ultra ottantenne. Cioè se prendiamo gli ultra 65enni o anche gli ultra settantenni saranno il 37-38% della popolazione. Quindi bisogna parlarne, va dato merito anche a voi che avete iniziato a parlarne con un po' più di frequenza. Io lo sto notando che anche voi vi state sensibilizzando rispetto a un tema che giustamente fate il vostro mestiere. Bisogna far crescere anche la cultura attorno a questa cultura politica, che bisogna avere attenzione, ma anche cultura sociale, che questo ci dobbiamo aiutare tutti in questa situazione, perché c'è una cosa certa, che nessuno di noi torna alla scuola materna, ma tutti noi siamo destinati a quello, quindi cerchiamo di... Presidente, io la ringrazio tantissimo, abbiamo capito che c'è molto lavoro da fare, certo il quadro disegnato è un quadro realista, preoccupante ma realista, e quindi c'è urgenza di intervenire non per risolvere ma per arginare
lo tsunami che è in arrivo. Grazie davvero. Grazie a lei, Grazie al a voi. Presidente Roberto Volpe. Noi continuiamo a Venezia, padre e figlia eroi. Nella notte salvano un 50enne che stava annegando in Ria Saltalvise dopo essere caduto accidentalmente in laguna. Aiuto! 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 C'è una persona in acqua, papà. Ecco il video che documenta quei drammatici e concitati momenti in cui un gesto di straordinaria generosità ha evitato una tragedia oramai in atto. Poco dopo la mezzanotte in Rio Saltalvise a Venezia, un uomo di 50 anni finito in acqua grida disperatamente aiuto. Aiuto! 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 Le sue urla richiamano immediatamente Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia. Abitano proprio di fronte a quell'uomo che sta annegando davanti ai loro occhi. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona. Stefano corre e lì a sporgersi dalla barca per salvare quello sconosciuto e come lui non sa nemmeno nuotare. Mi è venuto proprio l'istinto di andare proprio a pigliare su la persona, proprio praticamente era già morta. C'aveva già la testa verso l'acqua, le braccia aperte e un attimo l'ho tirato su. Nei giochi del destino la fatalità vuole che quella barca ormeggiata lungo il Rio sia proprio quella dell'assessore Sebastiano Costalonga. Il destino ha voluto che la mia barca fosse lì, per fortuna, perché se era una barca più piccola sicuramente non sarebbero riusciti a fare questo gesto così importante. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, con il 50enne ancora ricoverato a Venezia per una importante broncopolmonite, ma è vivo e solo questo conta. Padre e figlia veneziani di Saltalvise premiati a Cafarsetti proprio dall'assessore Costalonga, che ha voluto riconoscere il loro gesto di straordinario altruismo. Ci sentiamo eroi perché comunque si è ripreso. Anche la bandiera ungherese da oggi sventola al Sacrario Militare di Cittadella. Sono andati sul posto Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta. Buongiorno da Cittadella insieme al sindaco Luca Pierobon. Siamo all'interno del cimitero militare austro-ungarico, anche se negli anni scorsi, dopo la Prima Guerra Mondiale, qui hanno riposato anche italiani che poi hanno trovato diversa collocazione nel corso del tempo. Più di 20.000 i caduti dell'impero austro-ungarico allora, oggi due stati separati, l'Austria che aveva già qui la bandiera, oltre a quella italiana, e l'Ungheria che da oggi ha la sua bandiere tra l'altro accomunate, sindaco, da linee cromatiche molto simili che si richiamano l'un l'altra. Cosa vuol dire questa giornata per Cittadella? Beh, è una giornata importantissima. Noi abbiamo sempre avuto a cuore questo cimitero perché qui riposano 21.400 poco più morti di tutto l'est Europa, perché qui a parte austriaci, ungheresi ci sono polacchi, cechi, slovacchi, quindi tutto quello che una volta era l'impero. E è un pezzo di storia importante perché qui racconta una storia che è quella di nazioni che si sono fronteggiate, purtroppo causando anche molti lutti, lasciando appunto nella tristezza molte famiglie, ma la cosa bella è che oggi queste nazioni sono in amicizia. Oggi la parola pace, da quando insomma l'Europa è nata, risplende, risuona in maniera importante nei nostri territori. Avere oggi avuto l'onore di vedersi issare la bandiera ungherese in questo cimitero, da cittadellese per Cittadella l'onore è ancora più grande. Un onore a cui hanno assistito anche i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a testimonianza della presenza e anche del fatto che debbano continuare a conoscere la storia in un periodo, sindaco, in cui tra Ucraina e Russia non si capisce come va a finire, con le guerre che ci sono, forse non con venti di guerra ma sicuramente con discorsi di guerra che stanno affiorando sempre più spesso. Che cosa ci dicono questi 20.000 morti? Beh, tutto quello che noi abbiamo fatto oggi ma che continuiamo a fare è per i nostri ragazzi. Noi dobbiamo dare una
messaggio chiaro ai nostri ragazzi, che tutto quello che loro oggi danno per scontato, quindi la pace, la tranquillità, la libertà, è stato frutto di lotte, di morti, di vittime e quant'altro. Purtroppo è quello che ricordiamo sempre, che non bisogna aver paura della propria storia, soprattutto la parte negativa della propria storia, bisogna ricordarla, studiarla bene, conoscerla, perché presto fa a ritornare. Molti tendono addirittura a negare determinate cose e quindi ecco, farsi ammagliare da queste teorie fantastiche si rischia che poi si ritorni nel caos più totale. Basta guardarsi appunto vicino all'Ucraina, alla Russia, quanto presto facciano due stati ad andare in guerra, e la guerra vuol dire morte, e chi muore di solito sono sempre gli ultimi, sono sempre gli indifesi, e quindi noi non possiamo perdere quello che i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno lottato per darci la pace, e la pace oggi qui è molto ben rappresentata. È un posto da visitare come tanti cimiteri militari che insomma dal Grappa all'altopiano di Asiago costellano il nostro territorio, senza citare anche poi la linea del Piave che fu determinante nel primo conflitto. Grazie al sindaco Luca Pierobon, grazie a Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Da Cittadella è tutto. Europei di nuoto in vasca corta, l'Italia vince la 4x50 stile libero con De Plano, Zazzeri, Guatti e con il vicentino Thomas Ceccon. È l'oro a luccicare per gli azzurri nella staffetta 4x50 stile libero ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso in Polonia. Sul gradino più alto del podio sono saliti De Plano, Zazzeri, Guatti e il vicentino Thomas Ceccon delle Fiamme Oro Leosport, che ha chiuso la cavalcata facendo esultare ancora una volta gli scledensi. Corsa all'oro che ha riportato il titolo continentale in Italia dopo 14 anni. Un oro che insomma parla anche vicentino. Assolutamente sì, e parla anche un po' scledense. Siamo veramente molto fieri del nostro concittadino e, come abbiamo scritto qualche tempo fa, Thomas, sei il nostro oro. E noi siamo in chiusura, ringrazio Simone Merlo e Marco Gagliazzo in regia, io vi lascio alla sigla le previsioni del tempo, poi ci sarà la ricetta del giorno di Casa Pappagallo e poi la nostra programmazione continuerà, e alle 16:20 il film Jack Hunter and the Lost Theatre of Ugarit. Grazie ancora per essere stati con noi, buon pomeriggio a tutti.